soddisfazione grandissima. Una cosa sono sicuro, vincere non è facile, vincere 2 campionati di fila ancora di più. Poi questo ha un sapore particolare perché lo giochiamo in casa, perché lo volevamo e l'abbiamo ottenuto con forza. Abbiamo allestito un gruppo eccezionale, giovane, però sicuramente all'altezza del compito, e l'hanno dimostrato sino all'ultimo, che abbiamo vinto il campionato con 2 turni d'anticipo. Voglio ringraziare tutta la popolazione di Geraci, tutte le madonie, perché come si è visto oggi, vincere un campionato nella cornice di oggi, dove c'era tantissima gente di tutto il territorio. Geraci Calcio è amata, apprezzata, voluta bene. Questo significa che abbiamo lavorato bene, stiamo facendo bene. Un ringraziamento particolare lo voglio fare alla squadra, ai ragazzi, a tutta la dirigenza, perché nulla viene regalato, tutto viene conquistato, curato nei minimi dettagli. Un ringraziamento lo voglio fare ai ragazzi perché in una fase del campionato abbiamo avuto un calo, si sono saputi rialzare, poi abbiamo un grande mister, come avevo detto inizio stagione, ci ha creduto sino alla fine. Certo, se parliamo della prima partita che abbiamo perso 3-0 a Castelbuono, sembravamo dei dilettanti allo sbaraglio. Abbiamo raddrizzato il tiro, il mister è stato capace a creare questo gruppo, a far crescere i ragazzi, abbiamo un'età media di 4 anni. C'è stato un presidente! C'è stato un presidente! Sono dei ragazzi eccezionali, un'età media di 23 anni e se lo meritano. Tutto questo se lo meritano loro, se lo merita la comunità di Geraci e la comunità delle Madonie. Volevo ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha consegnato una struttura bellissima dove vincere ha un sapore diverso. Niente, ora ci godiamo la vittoria del campionato, dobbiamo pensare all'anno prossimo perché fare il campionato d'eccellenza è il campionato più forte del dilettantistico. Noi già ci siamo stati, sappiamo che emozione si provano e che impegno ci vuole. Ancora una volta voglio ringraziare la mia dirigenza e pure le mogli della dirigenza, che tutte le mogli dei dirigenti sono talmente bravi che ci fanno lavorare in pace, anzi ci sostengono più che altro. Niente, sono contento, ci vediamo l'anno prossimo per eccellenza. L'eccellenza è arrivata. Significa questo? Significa questo, sì, ce la siamo meritata. Siamo stati dal primo giorno sempre primi in classifica, abbiamo mantenuto sempre la testa e quindi è giusto che lo vinciamo anche con qualche giornata in anticipo, ancora meglio. Sì, c'è da ringraziare la comunità geracese che ci è stata molto vicino, i ragazzi del Conad di Geraci soprattutto che ci hanno sopportato per molti venerdì e siamo contenti, dai, come è giusto che sia, quando vinci sei contento, ma sono soddisfatto soprattutto per questi ragazzi che dal primo giorno sono stati incredibili, bravissimi, educatissimi, vogliosi, veramente tanta roba, bravo ai miei ragazzi. Sì, oggi ho vinto un altro campionato, sono molto felice, parliamo sempre di dilettanti, è un divertimento per noi, per tutti. Fa piacere naturalmente, ma non vinci se non hai a disposizione una squadra che ti segue, dei ragazzi vogliosi, una società seria e quant'altro, fino al magazziniere. Un'emozione bellissima, indescrivibile, perché l'ho detto prima della partita nello spogliatoio, lo voglio dire qua davanti a tutti, ce lo meritavamo tutti perché abbiamo un gruppo straordinario, non solo frasi fatte, perché c'è gente qua che viene dall'Argentina, che viene dall'Africa, che c'è gente che fa 300 km al giorno avanti e indietro da Palermo a tutti conquistare questa
questa finalmente benedetta eccellenza, e oggi ce l'abbiamo fatta ed è un onore a noi, un onore al mister, un onore al presidente, alla società che fino ad ora ha mantenuto tutti gli impegni e quindi alla società che merita assolutamente questa categoria. Era una partita importantissima, è giusto dare spazio a tutti nell'arco del campionato, anche perché abbiamo fatto un campionato di un livello strepitoso, quindi o riposo io, o riposa Jack, o riposa Velardi, o riposa Marrone, è pronto dentro uno che ne vale tanto, quindi c'è solamente da fare i complimenti a questi 22 guerrieri che non hanno lasciato nulla al caso quest'anno.